benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo, forse a una svolta le indagini sul delitto in discoteca. In un video il maggiore dei fratelli fermati avrebbe una pistola in mano. Sul Far West in città annunciati per ora maggiori controlli. Miele, il bimbo ragusano, conteso da 2 famiglie, tornerà dalla madre naturale il 31 gennaio. La nuova decisione del Tribunale di Catania fa slittare di 1 mese il ricongiungimento. Entro il 2027 la Sicilia avrà 2 termovalorizzatori e un nuovo sistema di smaltimento e trattamento dei rifiuti e potrà finalmente chiudere le discariche. È il piano dell'assessore regionale all'energia Di Mauro. Ultimi acquisti in vista della cena della vigilia di Natale. I catanesi alle prese con gli aumenti dei prezzi, dal pesce ai dolci, ma non rinunciano ai piatti della tradizione. Let's Sing Christmas, il Massimo di Palermo con l'Orchestra Sinfonica Siciliana e il Massimo Bellini di Catania celebrano insieme il Natale con concerti gratuiti per giovani, famiglie, turisti dal 26 al 31 dicembre. Nuove luci accrescono la suggestione della Catania notturna, illuminate le facciate di 4 chiese, luoghi di culto, ma anche straordinario patrimonio artistico della città. Natale in provincia di Trapani con i famosi presepi viventi di Custonaci e Calatafimi, animati per farci rivivere la suggestiva atmosfera della Natività. Calcio, pareggio 1-1 ieri sera del Messina al Francoscoglio contro il Monopoli. Giallorossi al 4º risultato utile consecutivo. Oggi il Catania affronta il Benevento alle 18:30 e fra pochi minuti il Palermo in campo a Como per tentare il rilancio. Bentrovati. Palermo, forse a una svolta le indagini sull'omicidio di Rosolino Celesia. Dopo il fermo dei 2 fratelli, la procura vuole accertare se il più giovane dei 2 non cerchi di coprire il maggiore che rischia l'ergastolo. Sul Far West in città annunciati per ora maggiori controlli. Marco Gullà. Le indagini proseguono e forse stanno per arrivare ad una svolta sull'omicidio di Rosolino Celesia. C'è un video che mostrerebbe il fratello maggiorenne pochi secondi dopo che Celesia era stato ferito a morte fuori dalla discoteca No 3 di via Pasquale Calvi a Palermo e in mano avrebbe avuto una pistola. E c'è la confessione del fratello di 17 anni che ha ammesso di aver sparato almeno 2 volte contro Celesia a pochi centimetri di distanza, pare dopo una rissa scoppiata per futili motivi quando ormai erano le 3 di notte di giovedì. Le indagini sull'omicidio di Lino Celesia, 22 anni, morto all'ospedale civico, hanno qualche punto fermo, ma sono tanti gli aspetti oscuri ancora da chiarire, ci sono ancora tanti interrogativi come la confessione del minorenne che non convince gli inquirenti, sulla responsabilità del minorenne che si è autoaccusato dopo aver inizialmente detto agli inquirenti di aver solo partecipato a una rissa. Si concentrano gli accertamenti della scientifica. Nel delitto di Natale c'è anche un altro interrogativo che solleva tanti dubbi. Perché si va a ballare con una pistola? Perché in una serata di divertimento ci si prepara come se si dovesse andare a un duello da Far West? Pistola, cazzottiera. In tutto questo prefetto, questore e sindaco hanno promesso maggiori controlli, ma la sensazione è che non basti. È necessaria un'assunzione di responsabilità da parte di tutti, ha detto il prefetto di Palermo Massimo Mariani. Probabilmente il fenomeno della violenza in città è stato sottovalutato e adesso si stanno cercando delle soluzioni repressive per scongiurare nuovi episodi. A Catania non si ferma l'attività di controllo delle forze di polizia nella zona della Movida. I carabinieri hanno multato per 20.000 euro il titolare di un locale di via Gemellaro per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori e per l'impiego di 4 dipendenti senza contratto. Vicino a Viale Africa sospesa l'attività di una discoteca con 7 lavoratori in nero.
Carabinieri e polizia hanno arrestato in provincia di Catania Guglielmo Ruisi, latitante dal 10 ottobre, dopo aver sparato e ucciso per strada Salvatore Roberto Scammacca a Val Guarnera, nell'Ennese. La vittima, colpita dagli spari, aveva perso il controllo del mezzo. L'auto era finita contro il furgoncino di un venditore ambulante, ferendo a morte anche una donna che non c'entrava niente e che stava facendo la spesa, Nunzia Arena, deceduta poco dopo all'ospedale. Miele, il bimbo ragusano conteso da 2 famiglie, tornerà dalla madre naturale il 31 gennaio. Una nuova decisione del Tribunale di Catania che fa slittare di un mese il ricongiungimento previsto inizialmente per il 28 dicembre. Luca Ciliberti. Slitterà di poco più di un mese il ricongiungimento tra Miele e la madre naturale. Un provvedimento del Tribunale di Catania ha stabilito che il piccolo Vittorio Fortunato, così come lo hanno chiamato in ospedali sanitari che lo hanno soccorso e lo hanno accudito, tornerà a Modica il 31 gennaio dopo aver vissuto i primi 3 anni della propria vita con una famiglia affidataria che se ne prese cura dopo l'abbandono. Il piccolo era stato dato in affido alla coppia che ne aveva chiesto l'adozione, ma la madre naturale, seppur in maniera tardiva rispetto ai termini di legge, ha chiesto di riaverlo con sé e la Corte d'Appello di Catania, con il provvedimento confermato dalla Cassazione, ha disposto che sarebbe dovuto tornare da lei entro il 28 dicembre. Adesso, per il bene del bambino, si sta cercando di individuare dei percorsi condivisi con psicoterapeuti e psicologi tra le 2 famiglie per rendere meno traumatico il distacco dalla famiglia affidataria che lo ha cresciuto dal 16° giorno di vita fino ad oggi. La vicenda di Miele è alquanto controversa perché attualmente la madre naturale è a giudizio per abbandono di minore. Il padre, che non vive con la donna, invece è già stato condannato in primo grado a 2 anni di reclusione. A Modica il piccolo ha anche un fratellino e una sorellina. Una storia che in questi mesi è diventata inevitabilmente mediatica dopo che i genitori affidatari hanno lanciato una petizione online che ha raggiunto quasi 40.000 firme e nella quale si chiede che il bimbo rimanga nella casa dove è cresciuto e dove ha trovato amore dopo il trauma dell'abbandono. Entro il 2027 la Sicilia avrà 2 termovalorizzatori e un nuovo sistema di smaltimento e trattamento dei rifiuti e potrà finalmente chiudere le discariche. L'assessore regionale all'energia Di Mauro ha presentato il nuovo piano che ritiene di poter mettere in pratica in 4 anni. Manlio Viola. 2 termovalorizzatori e 26 impianti intermedi, 14 di prima fascia, 12 di seconda fascia, tutto per sostituire le discariche e chiuderle definitivamente. È la sostanza del piano regionale dei rifiuti che si farà entro la fine della legislatura. I 2 termovalorizzatori saranno realizzati, uno a Catania e l'altro nel Palermitano, ma saranno accompagnati da 2 gruppi di impianti intermedi, come detto, 14 TM, ovvero i sostituti degli attuali TMB, che sono 8, che tritano i rifiuti, e poi da 9 a 12 impianti per il trattamento dei rifiuti domestici. Lo conferma l'assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro, secondo il quale questi impianti saranno pronti entro la fine della legislatura e non soltanto il piano, quindi ne vedremo gli effetti entro il 2027. Si arriverà a una rete di impianti capace di soddisfare l'intero fabbisogno regionale di smaltimento, ma anche di abbassare i costi per i cittadini e le aziende e dunque evitare di conferire in discarica o di inviare all'estero fuori regione. Nel nuovo piano regionale si punterà sulla raccolta differenziata, ma il cuore della strategia resteranno i termovalorizzatori. Ci sarà una rete territoriale di impianti intermedi collegati con le piattaforme prima e con i termovalorizzatori poi per chiudere il ciclo integrato dei rifiuti. La Regione potrà anche aprire ai privati attraverso bandi con condizioni precise. Gli impianti che producono biogas, ad esempio, godendo di contributi statali, devono essere funzionali anche alla riduzione delle tariffe. Questo assieme alla modernizzazione degli impianti pubblici per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Seduti fra il pubblico come spettatori qualsiasi al Costanzo Show, vedete tra poco Matteo Messina Denaro, eccolo lì, quello con gli occhiali, e Giuseppe Graviano, capimafia all'epoca latitanti. Siamo nell'inverno del 1992, rispettivamente il 13 novembre e il 30 dicembre. Eccolo a sinistra Graviano. C'erano già stati purtroppo Capaci e Via D'Amelio. La sconcertante scoperta documentata in queste 2 foto di 31 anni fa è stata fatta dagli investigatori ed è pubblicata oggi dal quotidiano La Repubblica.
Negli scatti 2 corleonesi, come vedete, sono in mezzo al pubblico al Parioli di Roma durante due registrazioni del popolare talk show, mentre ricercati erano in missione nella capitale per conto di Totorina. Dovevano studiare le mosse e le abitudini proprio di Maurizio Costanzo. E puntualmente, il 13 maggio del 93, l'anno dopo, un'autobomba è esplosa in via Fauro. Costanzo e la moglie, Maria De Filippi, ne sono usciti miracolosamente illesi. Mentre manca poco alla cena della vigilia di Natale, a Catania tanti scelgono la pescheria per fare la spesa. Quest'anno prezzi in aumento dal pesce ai dolci, ma nessuno rinuncia ai piatti della tradizione, come vedremo tra poco. Intanto parliamo dei concerti gratis per il Natale. Il Massimo di Palermo con l'Orchestra Sinfonica Siciliana e il Massimo Bellini di Catania promuovono Let's Sing Christmas, cantiamo il Natale. Giovani, famiglie e turisti si godranno la musica gratuitamente dal 26 al 31 dicembre. Eva Spampinato. Si chiude una stagione piena di successi e di soddisfazioni per il Teatro Massimo Bellini di Catania, che si avvia alla fine dell'anno con un bilancio più che positivo. Crescono le presenze, aumenta la programmazione. Dal nostro punto di vista l'offerta qualitativa e quantitativa è cresciuta tantissimo. Tutti i nostri concerti sinfonici, ma anche la stagione dei recitals, la stagione lirica, i concerti straordinari, ogni appuntamento ha registrato il tutto esaurito. Stiamo già pensando a un aumento della stagione sinfonica, un altro turno per quanto riguarda la stagione lirica. Si parte il 26 al Politeama di Palermo con la musica gospel americana. Il 27 arrivano le interpreti della formazione corale giovanile del Teatro Massimo di Palermo con un concerto che spazierà tra linguaggi, stili e tradizioni musicali differenti, da Bach a Leonard Cohen, da John Lennon a David Lang. Il 30 dicembre alle 20:30 è la volta del Teatro Massimo Bellini di Catania, con un ricco programma di musiche classiche. Dalla Carmen di Bizet al Rossini, al Guglielmo Tell, ma ancora i valzer dell'Onieghin, il valzer del Pipistrello, lo Schiaccianoci, la buffa e simpatica sinfonia dell'opera del Don Pasquale. Questo anche per rendere omaggio a un canto lirico che è stato riconosciuto dall'UNESCO proprio da pochissimo, patrimonio immateriale, dell'umanità. Un Natale in musica, insomma, ma soprattutto all'insegna della cultura per tutti. Bellissimo, naturalmente. Nuove luci accrescono la suggestione della Catania notturna, illuminate le facciate di 4 chiese catanesi: San Biagio in piazza Stesicoro, Sant'Agata al Carcere in piazza Santo Carcere, Sant'Arcangelo ai Minoriti in via Etnea e San Placido nell'omonima piazza. A dare il via alle nuove luci sulle facciate dei siti ecclesiastici lo vedete il sindaco Trantino, che ieri sera ha cliccato in simultanea sugli interruttori delle luci artistiche fuori dalle 4 chiese, un modo per valorizzare lo straordinario patrimonio artistico di una città sempre più meta dei turisti, investendo così le risorse della tassa di soggiorno. Ecco dunque la preparazione della cena della vigilia di Natale. I catanesi non rinunciano alla tradizione malgrado gli aumenti dei piatti, come vedremo nel servizio di Emanuela Corsi. Guarda, baccalà con occhi celesti, biondo! È iniziato il conto alla rovescia per la cena della vigilia e sono molti i catanesi che scelgono la pescheria per fare la spesa. A tavola vincono i piatti tradizionali, a partire dal baccalà. Fritto alla ghiotta poco importa, ma quanto costa quest'anno la tradizione? È aumentato un bel po', certo, anche l'anguilli non si possono comprare, 30 euro il chilo. Prezzi in su anche per i frutti di mare, soprattutto per le vongole. Le vongole a 20 euro sono carissime, carissime. Quest'anno ho visto prezzi, non lo so, qua per fare un Natale in famiglia o un cenone ci vogliono 1.000 euro. Non solo pesce sulla tavola, qualcuno opta per la carne. Stiamo un po' decidendo rollè o degli involtini, si accontenta un po' tutto. Quindi una bella spesa, ma quanto ci costa questo Natale? Non ne parliamo. Tra pesce e carne i rincari che più pesano sono sulla frutta e verdura. In testa ci sono i broccoli e i cavolfiori, immancabili sulle tavole soprattutto come ripieno delle scacciate. I prezzi, guarda, non mi parli di prezzi perché sono carissimi, un cavolfiore 8 euro. Rincari anche sui carciofi. Arrostiti 3-5 euro stanno vendendo.
E invece così ancora da cucinare? 80, 1 euro, 60. L'uno? Una. Per concludere il pasto non possono mancare frutta secca e i dolci. La materia prima, per esempio, qua vediamo pistacchio, mandorla. Un pochettino il pistacchio, poi la mandorla. Lo zucchero è aumentato? Certo, molto. Triplicato, diciamo. Anche se sarà un Natale più caro, la maggior parte dei catanesi però non rinuncia ai piatti della tradizione e agli acquisti in pescheria. Invito tante persone di venire in pescheria perché sta andando a perdere la pescheria. È una buona qualità e si può comprare con pochi soldi anche, volendo. Ricettina veloce per fare la scacciata, broccoli, poi cipolla, olive, broccoli, tuma o formaggio in generale, e poi chi più ne ha chi mette pomodoro, chi mette salsiccia. E buon appetito. Queste cose qui. E buon appetito a tutti e buone feste. Buon appetito e buone feste davvero. La Guardia di Finanza di Palermo ha donato ai bambini ricoverati a Villa Sofia Cervello e alla Croce Rossa Italiana oltre 80.000 giocattoli e stelle di Natale, ottenuti in attività di contrasto all'abusivismo commerciale. I giocattoli, grazie al nulla osta concesso dalla Regione, sono stati consegnati ai piccoli pazienti del reparto di pediatria e ai bambini delle famiglie disagiate. Tornano in provincia di Trapani i 2 presepi viventi più famosi, quelli di Custonaci e di Calatafimi. In entrambe le rappresentazioni si rivive l'atmosfera della Natività di Betlemme. Laura Spanò. Dopo 3 anni di stop torna il presepe vivente di Custonaci, giunto alla 39esima edizione. La rappresentazione sarà visitabile dalle 16 nei giorni 25, 26, 27 e 28 dicembre e nei giorni 5, 6 e 7 gennaio. Come sempre protagonista la Grotta Mangiapane, antico insediamento preistorico che dal 1983 ospita la Natività. Circa 300 i figuranti, tutti rigorosamente in costume d'epoca, che rievocano antichi mestieri ridotti al lumicino del tutto scomparsi, patrimonio della cultura siciliana. L'edizione 2023 presenta delle novità. Il percorso, che dal 2006 è patrimonio dei beni immateriali della Sicilia, inizierà infatti nel centro storico di Custonaci, arricchito dai mercatini di Natale. Il Natale nel nostro borgo di Custonaci come momento di promozione territoriale, di valorizzazione dei suoi beni culturali, architettonici, religiosi. Ecco, un momento per dare uno spot di promozione, una vetrina legata al territorio, ma anche ai prodotti tipici, alle nostre realtà, che sono certamente apprezzate ogni volta che i visitatori e turisti in qualche maniera percorrono il nostro territorio. Torna la Natività anche a Calatafimi. Il presepe vivente sarà visitabile il 26, 29 e 30 dicembre e il 6 e 7 gennaio. Location della suggestiva rappresentazione vivente della Natività, l'antico quartiere di Lificarelli. Qui ad animare la rappresentazione sacra tra vicoli e botteghe artigiane si muoveranno 200 figuranti in costume d'epoca. Il 6 gennaio il presepe culminerà con l'arrivo dei Re Magi. A Calatafimi e a Custonaci. I ristoratori di Siracusa lasciano la loro cucina per un giorno per offrire il pranzo di Natale a chi è in difficoltà. Dal primo al dolce hanno pensato a tutto per dare un sorriso a chi soffre. Francesco Aloi. Natale per tutti, anche per chi è in difficoltà. La mensa del Pantheon a Siracusa ogni giorno è attiva per dare un pasto caldo ai più bisognosi. Oggi però non preparano i parrocchiani, ma gli chef. Qual è il menù di oggi? È un menù semplice, nel senso che è un menù da sport, quindi abbiamo cercato di fare cose che possono essere mangiate durante tutta la giornata. Dall'insalata di polpo alla parmigiana, alla caponata, al pesce spada gratinato, al timballo di anelletti, alla impanata, insomma il panettone, il pane. Dal primo al dolce si pensa a tutto. Chi è solo non può permettersi un piatto caldo, in questi giorni di festa lo avverte ancora di più. Ma gli chef lasciano i ristoranti per venire qui e dare una mano d'aiuto. Offrire una prelibatezza per dare un sorriso a chi soffre è l'obiettivo. Dare a loro quello che di poco c'è dello spirito natalizio, purtroppo nelle loro famiglie un po' disagiate, disastrate, e quindi per noi è un onore fare
fare questo, quindi di smettere dai nostri abiti lavorativi giornalieri e dare a loro la possibilità di sorridere con un pasto che gli riempie il cuore. Noi per voi è il titolo dell'iniziativa, diventata ormai una tradizione, un gesto d'altruismo che vale tantissimo. È l'iniziativa che è scattata a causa del Covid, che poi si è consolidata in questi 3 anni. I ristoratori, anziché chiudersi in se stessi, hanno messo a disposizione le loro professionalità. Facciamo una breve pausa, tra poco il calcio per Palermo, Catania e Messina. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, alle 14 Palermo in campo a Como, Corini deve rinunciare a Koulibaly e Lucioni, rosanero, che vogliono dare seguito al successo ottenuto contro il Pisa. Marco Gullà. A Como per regalarsi un Natale più sereno, il Palermo fra qualche minuto giocherà al Senigallia contro il Como di Fabregas, una partita che potrebbe nuovamente rilanciare il rosanero dopo la vittoria della settimana scorsa sul Pisa. Vorrei trovare la vigilia, festeggiare la vigilia con una grande vittoria a Como e poi pensare alla Cremonese. Oggettivamente sono 2 partite molto importanti con 2 avversari come noi che vogliono competere per fare un campionato di livello e come spesso vi dico è fondamentale questa, abbiamo avuto una settimana per prepararla, purtroppo non ci arriviamo come sognavamo di arrivarci, nel senso che abbiamo perso 2 giocatori, ma i giocatori che ho a disposizione li vedo molto coinvolti, molto convinti, sono successe delle cose in questi mesi che hanno consolidato ancora di più certi valori che abbiamo, che ci siamo trasmessi. Stare insieme nella sofferenza non è facile, l'abbiamo fatto e sappiamo quanta fatica bisogna fare per, fra virgolette, godere insieme. Il Palermo però deve fare i conti con 2 assenze importanti. Koulibaly è out per infortunio, così come Lucioni. Il tecnico non può schierare anche Ceccaroni, ancora indisponibile ma sulla via del recupero. In avanti Insigne, Di Francesco e Brunori. Ultima giornata di andata del campionato di Serie C, il Catania nel pomeriggio gioca a Benevento, poi avrà inizio il mercato con la dirigenza rossazzurra già al lavoro per ridisegnare l'organico. Marco Carli. Benevento e poi sarà mercato. La linea di demarcazione fra presente e futuro del Catania è arrivata. Lucarelli la immaginava migliore, nel senso che sperava proseguisse l'onda lunga positiva che aveva caratterizzato il suo arrivo. Invece sono arrivate le ultime 2 sconfitte consecutive. Diverso, come sappiamo, il cammino in Coppa con i rossazzurri approdati in semifinale e la prima sfida con Rimini in programma il 24 gennaio con Cicerelli già pronto a rinforzare l'organico ha inevitabilmente un peso sulle scelte di mercato. Gennaio è un mercato particolare nel quale dobbiamo stare attenti intanto a mettere i giocatori giusti e poi soprattutto allenati e che hanno giocato fino a quel momento. Ma prima c'è il Benevento, i campani attraversano il peggior momento della stagione, Lucarelli ha anche in serbo alcune opzioni rappresentate da novità tattiche come la difesa 3, i giocatori però sono contati. Al netto della nostra crescita che ci deve essere e che deve essere costante, ovviamente quello che dobbiamo fare è cercare di migliorare a livello realizzativo negli ultimi 20 metri. Se si fa questo ovviamente diventa tutto più facile. Abbiamo cercato più che altro di recuperare le forze. Purtroppo ci sono stati altri 2 infortuni di giocatori che non saranno disponibili per domani, che sono Bocic e Mazzotta. Benevento-Catania sarà seguita da Telecolor, diretta dalle ore 18, mezz'ora prima rispetto all'inizio della partita, collegamenti dallo stadio, commenti in studio e alla fine le interviste con i protagonisti. Il questore di Catania Bellassai ha emesso un daspo di 5 anni per i 2 ultraetnei arrestati dopo l'assalto del 13 dicembre al bus che trasportava i tifosi di Pescara allo stadio Massimino per i quarti di finale della Coppa Italia. Pareggio 1-1 ieri sera al Messina, al Francoscoglio, contro il Monopoli. Naturalmente il Messina, i gol nel primo tempo, vantaggio dei padroni di casa con Franco e pareggio di Starita, giallorossi al 4º risultato utile consecutivo. Sergio Corosi.
19 punti in 19 giornate, l'ultimo arrivato contro il Monopoli, carico di rammarico per una mancata vittoria che sembrava alla portata del Messina dopo la prima mezz'ora. Giallorossi spuntati per le assenze di Pleshed e Mausso e la pochezza tecnica delle alternative in attacco, e toccato al centrocampista Franco sull'assist di Ragusa trasformarsi in uomo gol al 20° minuto di un primo tempo ben giocato dalla squadra di Modica. Sull'unico errore in fase difensiva è maturato nel recupero il pareggio di Starita, chirurgico in diagonale. La rete subita alimenta le insicurezze e nella ripresa si pagano gli effetti, perché a parte il palo di Ortisi i peloritani faticano a trovare spazi. Luciani, Zunno e Cavallo non pervenuti, mai un dribbling o un'incursione, un segnale chiaro in ottica mercato. Al Messina servono un attaccante centrale e almeno un esterno in grado di fare gol. Ai saluti il difensore Michele Ferrara, non convocato e pronto a rescindere per accasarsi con l'Andria in Serie D. Contro il Monopoli si è persa un'occasione per uscire dalla zona play-out, ma forse è meglio non illudersi e rendersi conto dei limiti tecnici di una squadra che ha mascherato i problemi con 8 punti nelle ultime 4 giornate. Siamo arrivati alla conclusione, grazie per essere stati con noi, appuntamento alle 20, buon pomeriggio.